Ciao imbruttiti, oggi sono a Vazzola in provincia di Treviso, vicino a Conegliano, e oggi vi racconto una delle eccellenze assolute venete che fanno grande il Made in Italy nel mondo. Tra le varie realtà di cui il territorio è pieno, ho deciso di raccontarvelo tramite una che rappresenta davvero i veneti, fatta di passione e visione per il futuro. Sono qui con Roberto Castagnere nella sua distilleria. Lui 25 anni fa parte completamente da zero fino a diventare ad oggi uno dei re della grappa mondiale. Oggi vi racconto una storia di eccellenza sia di imprenditoria ma anche di prodotto che profuma di famiglia. Quando vedete una grappa scura ambrata, ok, sapete che tutto il colore lo prende dalla barrique, che è un recipiente che ha circa 225 litri. Io nel 98 ho cominciato questo esperimento di invecchiamento e oggi ho la grappa invecchiata 23 anni. Quando uno chiede una grappa barricata deve chiedere quanti anni è stata in barrica, quindi 3 anni, 5 anni, 7 anni, 10 anni, per vendere il valore del tempo. Ecco, quando una grappa rimane qua per 20 anni ha perso praticamente metà del suo volume, perde il 5% all'anno perché l'aria assorbe chiaramente una parte dell'alcol, lo modifica e quindi praticamente dopo 20 anni il 50% delle barrique sono vuote. E qua dentro ci sono circa 4 milioni di bottiglie. Quello che mettiamo nel mercato di 20 anni sono circa 2000 bottiglie all'anno che vanno in tutto il mondo. Da 2000 aromi che abbiamo scoperto alla grappa bianca ne arriviamo quasi a 3000 quando la grappa rimane in una barrique per più di 3 anni. Il ciliegio è un legno facile, è leggero, cede subito tutto, però gli dà subito questa nota marascata, questa nota particolare che solo il ciliegio può dare. Dopo 12 anni in rovere la grappa ha appena cominciato, diciamo, a portare via qualcosa, quindi più duro è il legno e meno facile da cedere. Il rovere va bene per lunghi invecchiamenti, quando devi fare una grappa a 23 anni sicuramente devi farne almeno una ventina in rovere perché è quello che ti consente anche perdite minore, ma soprattutto un'eleganza che nel tempo viene fuori, si sente la differenza. Il ciliegio è fatto per invecchiamenti fino ai 3 anni, non di più. E la grappa invece ho detto di buccia d'uva, quindi di vinaccia. L'80% degli aromi sono nella buccia. Quando ho fatto i miei primi 10 anni ho festeggiato, quando ho fatto le mie prime grappa di 20 anni ho festeggiato, tra pochi mesi tirerò fuori la prima 23 anni di invecchiamento e festeggerò. Ho sognato circa 30 anni fa questo lavoro nuovo, questo mestiere, per andare a fare proprio la concorrenza al cognac. La mia idea era che la grappa doveva andare a proporsi l'alternativa al cognac. Loro partono dal vino, io parto dalle bucce d'uva. La grappa è un prodotto per giovani italiani. Noi esportiamo in 40 paesi e qua dentro c'è la storia mia in particolare, ma di anche quella vinaccia che è partita circa 20 anni fa e oggi chiaramente può essere il prestigio della mia azienda. Ma invecchiarla a 58-60 gradi vuol dire avvicinarsi al grado di consumo, quindi vuol dire che almeno metà dell'acqua che l'ha accompagnata deve fare gli stessi anni di invecchiamento del distillato. La grappa rappresenta proprio il DNA degli italiani. Leonardo da Vinci che ha disegnato proprio gli alambicchi, oggi hanno ispirato gli alambicchi moderni. È il mezzo per ottenere da un'uva, da una vinaccia, da un vino, un distillato a più alta gradazione alcolica. La grappa è il distillato italiano per eccellenza, è quello che rappresenta gli italiani nel mondo. Però soprattutto è nato un distretto, soprattutto quello di Treviso in particolare, insieme a quello di Bassano, Bernardini, ma anche proprio Treviso, oggi produce la miglior grappa, diciamo, d'Italia e la maggior quantità. Il seme dell'uva che c'è all'interno, che arriva qua con le vinacce, possiamo ricavare di prodotti straordinari. Dal seme viene fuori prodotti per mesi e olio. Da quello che arriva in distilleria si vende tutto e si crea valore aggiunto. Noi non vendiamo spirito, vendiamo emozioni. La grappa è un distillato figo. È figo perché è moderno, perché non è più la grappa di una volta che hanno bevuto i nostri nonni. Per un giovane che vuole comunque fare una scelta di vita, che non vuole rinunciare a niente ma bere con cultura, con moderazione, con intelligenza, di fare una grappa tonic col ghiaccio. Grappa tonic mi piace come idea. Quindi non solo spritz ma anche grappa tonic con l'acqua tonica, proprio per accompagnare le serate italiane al 100%. Perché anche la grappa è riuscita a togliere quel po' di aroma in più che magari poteva qualche volta essere eccessivo in un cocktail ed essere una grappa purissima. Dentro qua vanno le vinacce, ok? Poi vengono riscaldate, produce il vapore alcolico. Qua la buccia dell'uva, certo. La buccia dell'uva produce gli aromi, bel vapore qua torna liquido. Con una serpentina torna a liquido, viene controllata chiaramente la gradazione alcolica e con una pompa va dentro su una cisterna. 4 ore per serbatoio. Esatto. Solido, gassoso e torna liquido. E liquido. Settembre-ottobre, la vinaccia arriva tutta qua a settembre-ottobre. Sì. Il compito poi del mastro distillatore, prima di distillarla, è di conservarla nel miglior modo possibile. Distillazione a colonna, sono colonne alte circa 20 metri, in cui ogni 30 cm c'è un piatto di distillazione e riusciamo a separare benissimo i 2000 aromi presenti nell'uva. Quindi tiriamo fuori esattamente da questo impianto qua gli aromi che vogliamo. Chi fa sto lavoro qua lo fa un computer che segue proprio tutto il processo produttivo, segue gli aromi dove si vanno a collocare. Il padre eterno, madre natura e l'uomo
crea che ogni anno la grappa è diversa. Però la bravura del mastro distillatore è quella di, anche in un'annata non favorevole, deve cercare di dare il massimo per ottenere la massima concentrazione degli aromi prodotti in quell'anno, che ogni anno avremo una grappa leggermente diversa, perché il buon Dio ci consente questo. Qua la grappa di Prosecco Ice va bevuta ghiacciata, tenuta in congelatore, e la grappa di Prosecco è come il vino Prosecco, ha bisogno del freddo per esaltare la parte aromatica. E quando tu bevi un bicchierino di grappa 30 grammi a 37 gradi e mezzo corrisponde all'alcol di un bicchiere di Prosecco. Beh, cincina. Evviva! È vivo. Aggrappiamoci. Questa grappa di Prosecco è proprio leggera, proprio delicata. Io Delicata. che non sono un amante del coso forte del Questa qua la sapore puoi bere anche forte. la mattina alle 11:30, tranquillamente prima. Questo è vero, sì. È così. Proprio ficca. Tutto sto Per macchinario separare sta roba qua, per tirare via i vinaccioli e il raspetto che c'è nella vinaccia quando non me la qua consegno. viene le cantine. raffinato Pulito. la buccia. Si chiama buccia pura. Fino all'interno di quei tunnel di plastica lì possono rimanere anche 8 mesi perfette. Questo modo di conservare la vinaccia si chiama grappa system. Se stoccate all'interno di quei tunnel di plastica alimentare, viene corretto il pH e pressate circa 100 atmosfere in modo da avere all'interno non aria ma anidride carbonica, un ambiente assolutamente sterile, ma questo mi consente di poter distillare per 8 mesi vinaccia sempre perfetta. Quindi- Questa è la vinaccia dopo che è uscita da là e lui fa il tunnel. E lì fa quel tunnel bianco che abbiamo visto. Questo ha rivoluzionato il mondo della grappa, quindi non solo grappa buona fino a dicembre, ma grappa buona fino a maggio. La grappa di Prosecco Ice non sarebbe mai quella che hai sentito prima senza quel reparto là che separa il vinacciolo e il raspetto dalla buccia. La grappa di Prosecco Ice è distillato di buccia pura. Cioè qui l'acqua delle Dolomiti incontra la mia grappa. Qua, questo è il reparto qua. Ah, Un imprenditore deve avere l'obbligo sociale oggi di creare posti di lavoro sani, belli, remunerativi, in modo di creare non solo operai specializzati o tecnici specializzati o uomini del marketing, ma anche persone per bene. Non è un prodotto delocalizzabile, la grappa si può fare solo in Italia, meglio in Veneto, perché abbiamo tutte le caratteristiche per far bene e possiamo rappresentare proprio nel mondo l'eccellenza italiana. Io ho anche la fortuna di avere i miei figli che hanno abbracciato questo mestiere per scelta. Quello che io lascerò loro è questa voglia di innovare, questa voglia di stupire tutti i giorni, questa voglia di credere che la miglior qualità dobbiamo ancora farla tutti i giorni. Quindi mai smettere di imparare. Mai smettere di imparare, sentirsi sempre in discussione e cercare domani quello che non siamo riusciti a fare oggi. Rappresenta proprio il valore della nostra storia, della nostra gente, delle nostre famiglie, quindi un riscatto. Ecco, la grappa rappresenta il riscatto delle popolazioni venete che da poveri, da contadini, siano diventati benestanti e anche culturalmente preparati per affrontare il mondo.